In onda, Qui Parlamento, l'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda la belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Signor giudice, le stelle sono chiare per chi le può vedere, magari stando al mare. Signor giudice, chissà che sole si copra, per favore, che le può fare male. Immaginiamo che avrà cose più grandi di noi, forse una moglie troppo giovane, e ci scusiamo con lei di importunarla così, ma ci capisca, in fondo siamo uomini. Così, abbiamo donne, abbiamo amici, così, leggiamo poco, leggiamo libri, così, e nelle foto veniamo sempre così. Signor giudice, lei venga quando vuole, più ci farà aspettare, più sarà bello uscire. Signor giudice, si compri il costumino, si mangi l'arancino col suo pomodorino. Noi siamo tanti e siamo qua, già la chiamiamo papà, di quei papà che non si conoscono. Quel giorno quando verrà, giudichi senza pietà, ci vergogniamo tanto d'essere uomini. Così, sogniamo poco, sogniamo solo così. Abbiamo nonne, così, e quasi sempre sposiamo mogli, così. Se ci riusciamo facciamo figli, così. Abbiamo tutti le stesse facce, così. Viaggiamo poco, vediamo posti, così. Ed ogni sera ci ritroviamo, così. Signor giudice, noi siamo quel che siamo, ma l'ala di un gabbiano può far volare lontano. Signor giudice, qui il tempo scorre piano, ma noi che l'adoriamo col tempo ci giochiamo. L'ombra sul muro non è una ragazza, però ci fai l'amore per abitudine. Lei certamente farà quello che è giusto per noi, e ci fidiamo e continuiamo a vivere. Così. Sappiamo poco, sappiamo cosa, così. Ci accontentiamo perché noi siamo così. A casa nostra ci sono qua, così. E se c'è sole è sempre sole, così. E nelle foto veniamo sempre così. Sogniamo poco, sogniamo così. Ed ogni sera ci ritroviamo così.
con la puntata odierna iniziamo ad affrontare un tema che vedrà coinvolto il Parlamento, il centrodestra, la Lega in primis e più in generale il corpo elettorale per i prossimi 2 mesi. Prima ancora di entrare nell'agone, ci stiamo riferendo naturalmente a quella che sarà la campagna referendaria, è bene forse avere le idee chiare e sapere di che cosa stiamo parlando e trattando prima ancora che la sinistra tenti ancora una volta di cancellare quella che è una legittima consultazione elettorale. E allora vediamo che cosa si intende per separazione delle carriere e soprattutto qual è il tema che vedrà impegnato il nostro corpo elettorale con la possibilità di riformare non tutta, ma una parte importante, un tassello importante della giustizia attraverso quella che è la consultazione che si terrà nella fase finale del marzo del 2026. Il quesito referendario muove dalla legge approvata dal Parlamento il 30 di ottobre del 2025, ossia la possibilità che vi sia una separazione definitiva tra le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri senza più intrecci di sorta. Ora, l'onestà intellettuale ci impone di sottolineare anche quelli che sono i dati diffusi dal Ministero di recente. Da questi dati viene fuori che sotto il punto di vista strettamente statistico e possiamo definirlo matematico, aritmetico, non sono moltissimi i casi dei pubblici ministeri che hanno scelto ad un certo punto della loro carriera di diventare magistrati giudicanti e neppure sono moltissimi i casi di giudici del civile o del penale che poi hanno scelto di indossare la toga dall'altra parte, quindi indossando le vesti e i panni del pubblico ministero. Il problema però qual è? Che questa osmosi dall'una e dall'altra parte e soprattutto la possibilità che vi fosse soltanto un organo di giustizia disciplinare per gli uni e per gli altri ha reso di fatto assoggettato quello che è il profilo della carriera e della categoria del magistrato giudicante al magistrato requirente e quindi al pubblico ministero, perché le statistiche invece ci dicono altro, ossia che buona parte dei membri del CSM eletti grazie a quello che è il meccanismo diretto della magistratura e buona parte anche di quelli che sono i membri dell'Associazione Nazionale Magistrati provengono, guarda caso, non solo da quelle che sono delle carriere requirenti, quindi provengono dalle fila dei pubblici ministeri, ma spesso provengono proprio da quelle correnti che invece si tende o si tenta di eliminare attraverso questo referendum, correnti legati in qualche modo, per utilizzare un'espressione felice, a quella che è la sensibilità intellettuale della sinistra. È chiaro che dalla sensibilità intellettuale della sinistra alla militanza e poi il passo è molto breve, dalla sensibilità intellettuale rispetto alle ragioni della sinistra alla emissione di sentenze che in qualche modo addirittura hanno il sapore di quella che è una militanza di carattere politico, per non definirla addirittura partitico, il passo è davvero breve. Potremmo qui andare a ricordare decine e decine di casi nei quali i magistrati sono entrati all'interno di quelle che sono state le scelte compiute da parte della politica, da parte del Parlamento, da parte del governo, anche di recente, basti pensare a tutta quella che è la materia che riguarda le espulsioni, che riguarda l'hotspot presente e realizzato con necessarie risorse pubbliche in Albania, per capire come il passo che poi spesso viene compiuto da parte di qualche magistrato per indossare le vesti della politica senza essere legittimamente eletto è un passo che possiamo definire non soltanto breve, ma assolutamente antidemocratico. Allora andiamo a verificare come è possibile scardinare questo sistema che in qualche modo
aveva al proprio interno il germe spesso della incompatibilità, il germe spesso anche della inattendibilità e comunque della scarsa trasparenza. Un vecchio adagio del secolo scorso che riguardava il compito, la funzione, il ruolo del magistrato recitava sostanzialmente così: il giudice non deve soltanto essere giusto, ma deve apparire giusto e soprattutto deve apparire terzo. Se c'è questa concezione, questa sorta di iniezione di fiducia verso la credibilità e l'attendibilità di quella che è la decisione che viene adottata, allora quella decisione è una decisione che corrisponde a quello che è anche il consenso, il sentiment popolare. Del resto, quando si entra in un'aula di giustizia, la frase che campeggia, che naturalmente viene pedissequamente copiata da quello che è un precetto costituzionale, è che la legge è uguale per tutti, articolo 3 della Costituzione, ma soprattutto la legge è amministrata in nome del popolo. Questo significa che non ci può essere una distanza siderale tra il sentiment di giurisdizione, il sentiment di percezione di quello che è giusto, che non è giusto rispetto ad una decisione, e quello che è il sentiment di carattere popolare. Se in una determinata fase storica del paese si deve intendere quello che è il profilo della equità di carattere fiscale, quello che è il profilo del contraddittorio nel processo penale, o quelle che sono altre questioni che attengono alle riforme, ecco, quel tipo di concezione non può essere avulso dal sentiment popolare. Il sentiment popolare che si traduce in provvedimenti di legge. Se quei provvedimenti di legge poi vengono non solo cancellati, ma soprattutto disattesi, malinterpretati, storpiati in alcuni casi da parte di qualche magistrato che non ha motivo di nascondere addirittura la propria militanza di carattere politico, significa che allora quel sistema rischia di incepparsi. È necessario procedere ancora una volta con le riforme di cui parliamo nella nostra trasmissione, perché sono quelle riforme che vanno a ripristinare lo Stato di diritto e soprattutto la effettività della democrazia. Tutto questo all'interno del referendum viene versato in quella che è la possibilità di confermare la separazione delle carriere. Quindi giudici e pubblici ministeri dovranno e potranno avere percorsi di formazione, percorsi professionali completamente distinti, senza la possibilità di passare dall'una e dall'altra parte e di avere osmosi di comunicazione e comunque osmosi di interferenza e di ingerenza gli uni rispetto agli altri. Tutto questo si va a realizzare attraverso uno strumento importante, fondamentale, che è quello della distinzione dei consigli superiori della magistratura. Oggi noi abbiamo un unico consiglio superiore della magistratura, che è l'organo indipendente di autogoverno dei giudici, quindi l'organo attraverso il quale i magistrati sono in grado oggi di verificare chi debba essere assegnato ad un determinato ruolo, una determinata funzione, soprattutto un determinato distretto o una determinata sede di carattere territoriale, e come oggi l'unico CSM prima della riforma era, utilizziamo l'imperfetto, l'unico organo in grado di amministrare anche quelli che sono i procedimenti disciplinari, ossia quei procedimenti che in qualche modo incidono sulla verifica, sul controllo della correttezza dell'operato, non tanto processuale quanto spesso etico e giuridico dei singoli magistrati. Con la riforma noi passiamo da un unico Consiglio Superiore della Magistratura a due distinti Consigli Superiori della Magistratura, uno per i giudici e l'altro per i pubblici ministeri. Una parte di questi membri dall'una e dall'altra parte sarà selezionata attraverso il sorteggio tra esperti, con la possibilità quindi di ridurre notevolmente, se non addirittura annientare, il peso di quelle che sono le correnti della magistratura, le cosiddette correnti interne,
ed aumentare quella che è la dose e la percezione della trasparenza. Vi sarà poi l'istituzione dell'alta corte disciplinare, ossia i procedimenti disciplinari dei magistrati, quindi in linea con quanto abbiamo rappresentato qualche istante fa. Ecco, questi procedimenti saranno istruiti ed affidati a un nuovo organismo indipendente separato dai due CSM per garantire imparzialità e uniformità nelle decisioni. Tutto questo è chiaro che va ad attuare quelle che sono delle modifiche della Costituzione, in modo particolare gli articoli 104 e 110 saranno di fatto aggiornati per ridefinire il rapporto tra le differenti funzioni giudiziarie e poter quindi rafforzare l'autonomia della magistratura, l'autonomia dello stesso giudice rispetto a qualsiasi altro tipo di ingerenza che forse è stata più interna che non esterna, come i detrattori della riforma vogliono sostenere. È chiaro che abbiamo anche la necessità di andare a verificare per un legittimo contraddittorio politico quelle che sono le ragioni del no, perché fino ad ora abbiamo analizzato quelle che sono le ragioni del sì, perché avere un giudice credibile, come abbiamo più volte sottolineato, significa anche avere una sentenza assolutamente condivisa, metabolizzata e metabolizzabile da parte di quello che è il paese reale, e si ha soprattutto una nuova sottolineatura di autorevolezza e della magistratura e delle decisioni che sostanzialmente vengono adottate. Le ragioni del no ruotano attorno sostanzialmente a quella che è una vera e propria eresia di carattere storico e soprattutto giuridico, perché le ragioni del no ruoterebbero attorno a quella che viene definita la possibilità di rendere il potere giudiziario sottomesso al potere esecutivo, neppure al potere legislativo, ma addirittura direttamente al potere esecutivo, come parzialmente avviene oggi in Francia. Bene, noi sfidiamo questi detrattori del sì, quindi questi assertori del no che appartengono spesso alla sinistra, al 5 Stelle, per andare ad indicare a noi quale sarebbe la norma, l'articolo, il comma, il commicino piccolo all'interno di questa proposta, di questa legge ormai di riforma, che indichi una sottoposizione del potere giudiziario all'esecutivo. È una grande baggianata, è la solita superfetazione, per utilizzare un termine nobile, che in realtà si traduce in barzelletta, possiamo tradurlo in mera eresia di carattere democratico, per cercare di minare alla base qualsiasi tipo di riforma che serve a sbloccare le risorse sane di questo paese. Il magistrato è giusto che abbia la massima considerazione, soprattutto il magistrato per bene, quello qualificato e quello che lavora dalla mattina alla sera, e anche per l'attività professionale, perché oltre a occuparci di politica ci occupiamo di attività professionale in giro per l'Italia da oltre 30 anni, possiamo dire con estrema tranquillità che il 99% dei magistrati del nostro paese sono persone qualificate, che lavorano, che hanno il senso dello Stato e il senso del dovere. Il problema però qual è? Che quell'1%, e naturalmente la statistica è una statistica soggettiva, ma è una statistica in bonam partem che naturalmente vogliamo lasciare ai nostri ascoltatori, quell'1% che anziché lavorare e dedicarsi a quello che è il proprio compito di giustizia, a quello che è il proprio compito anche di natura contrattuale, si dedica invece ad una politica ante litteram, cioè si dedica a fare politica cercando di bastonare o di ridicolizzare quelle che sono le scelte che vengono compiute da parte del legislatore. Beh, allora in questo caso è chiaro che le riforme servono ad evitare che prevalga quella che è l'eccezione rispetto alla regola, quella che è la patologia del sistema rispetto ad una fisiologia del sistema che invece, se riformato in quanto tale, come ordinamento, attraverso questa riforma, è un sistema
che non solo garantisce quello che è il profilo della decisione giusta, ma garantisce anche quello che è il rispetto minimo delle regole democratiche. Buona settimana a tutti. Avete ascoltato